Le indagini cominciano a delineare i fatti che hanno interessato questa mattina l'isola dei Morti a Moriago della Battaglia, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto esanime a causa di un accoltellamento. La vittima è Elisa Campeol di Pieve di Soligo. I carabinieri del comando provinciale di Treviso e della stazione di Vittorio Veneto, avvalendosi del supporto della polizia scientifica, hanno concentrato le proprie indagini sul greto del fiume Piave, laddove la donna stava presumibilmente prendendo il sole. A costituirsi poche ore dopo i fatti alla stazione dei carabinieri di Valdobbiadene è stato un uomo coetaneo della vittima. Con sé l'uomo avrebbe portato anche l'arma del delitto. Il luogo esatto dove si è consumato l'omicidio si trova al termine del sentiero che porta al Piave. Le dinamiche dell'avvicinamento dell'uomo sono ancora al vaglio dei carabinieri, ma parrebbe che la vittima sia stata sorpresa alle spalle mentre era sdraiata a pancia in su sul suo lettino prendisole. Le coltellate diverse in vari punti del corpo non hanno lasciato scampo alla vittima, in particolare un fendente al collo potrebbe essere stato il colpo letale. Allertati da un passante, i sanitari del SUEM hanno immediatamente raggiunto la zona con l'elisoccorso e hanno cercato di rianimare la giovane, quando però ormai era troppo tardi. Elisa Campeol è arrivata probabilmente in mattinata a bordo della sua 500 color carta da zucchero che ha lasciato nel parcheggio dell'Isola dei Morti, recandosi poi a piedi vicino al fiume. Le forze dell'ordine stanno indagando sui rapporti tra la vittima e il suo carnefice, che in queste ore è sotto interrogatorio nella stazione di Valdobbiadene.